Giovedì 26 ottobre 2023, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi del Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi, in questo caso la notizia principale riguarda sempre un ulteriore approfondimento in merito al futuro delle Olimpiadi 2026, in questo caso in provincia di Belluno e prettamente a Cortina d'Ampezzo. Questo è il titolo: una pista ridotta all'osso, il Veneto ci prova ancora. Al lavoro per sfoltire il progetto, via museo, parcheggi e acquedotto per restare nel budget coperto, nuove valutazioni su tempi e costi per avere impianti da bob e gare olimpiche. L'approfondimento di Dalmas a pagina 28. E la foto di copertina è dedicata a un terzo incidente in pochi giorni che ha visto lo scontro tra gli ungulati in provincia di Belluno, un altro scontro con un cervo, bimba all'ospedale, il faunista, maschi irrequieti in questo periodo. Questa volta è andata bene, ennesimo incidente causato da un cervo a una settimana giusta da quello mortale di Marziai. A Auregna di Sospirolo è stato un SUV a finire contro l'ungulato che è morto sul colpo. Nella vettura, fortemente danneggiata, un papà che è rimasto illeso e la sua bambina che è stata portata in ospedale per controlli ma che se l'è cavata solo con un grosso spavento. L'approfondimento di Contento e De Rosa a pagina 25. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi: 5 anni dalla tempesta, lavori post-vaia per 1 miliardo, Zaia serrai aperti in estate. Nel Veneto sono stati aperti 2.500 cantieri, l'obiettivo riattivare le difese idrogeologiche. L'approfondimento a pagina 15. Viabilità, disagi sulla 50 a Formegana, commercianti sulle barricate, Confcommercio e i sindaci contestano i disagi in arrivo da domenica sulla statale 50. L'approfondimento di Dapoiana a pagina 21. Pieve per Rolo Ospitale, segretario comunale in Cadore muore a 47 anni. Aveva 47 anni Andrea Dal Negro, da poco segretario comunale. Un male se l'è portato via. L'approfondimento a pagina 30. Richiami anche dal Veneto, fine vita, Geller parla ai vescovi, venite da me per capire. Stefano Geller lancia un appello ai vescovi del Triveneto: li invito ufficialmente a casa mia per parlare delle ragioni dei malati. Attimi di paura, 2 scosse di terremoto in Polesine, niente danni, una doppia scossa di terremoto ieri pomeriggio in Polesine, la prima di magnitudo 4.2, tanta paura ma fortunatamente niente danni. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda i migranti nel territorio bellunese. I comuni alzano il muro. Nessuna disponibilità, il prefetto ha parlato con tutti ma i posti restano 393. In serata 3 sono stati portati a Borgo Valbelluna. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 7. E la foto di copertina tratta la stessa notizia che abbiamo trovato come foto di copertina nell'edizione del Corriere delle Alpi, ovvero Sospirolo ucciso da un fuoristrada, una bambina sotto shock, cervo investito, terzo in pochi giorni. A Sospirolo un altro cervo e vediamo appunto il cervo che è stato abbattuto in questo incidente stradale. L'approfondimento lo troverete all'interno del fascicolo nazionale. Stesso richiamo del Corriere, la ferrovia riapre, allarme per il traffico, notizia che interessa Santa Giustina, Rocca Pietore, Zaia promette serrai pronti in estate. Anche in questo caso simili le notizie che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. 2 notizie invece sul Gazzettino in prima pagina che riguardano il mondo scolastico in provincia di Belluno. Mancano palestre, licei di Belluno alla Spessarena e ancora nuovo modello organizzativo per Cortina riguarda sempre il sistema scolastico. Gli approfondimenti a pagina 8 e a pagina 13. Edilizia e agricoltura spingono in alto l'economia, cancellate dalla Camera di Commercio 170 imprese inattive. E per la sanità, psichiatria, dal Ben punta su Favretto, in provincia il record di patologie. L'approfondimento di Scarton a pagina 5. Sport, hockey, il giorno del derby di Serie B, stasera Feltre Lalleghe, una sfida senza vere favorite. La storia, laureata prima di compiere 60 anni, non finisce qui. L'approfondimento di Pasucca a pagina 15. E ancora un altro lutto, in questo caso nel comune di Longarone, non si presenta al lavoro, trovato morto in cucina. Ennio Olivotto, 53 anni, agente della polizia locale in servizio alla procura di Padova, stroncato da un malore in casa, viveva da solo. L'approfondimento a pagina 10.
Addentriamoci quindi all'interno dell'edizione del Gazzettino di Belluno, poi proseguiremo con l'edizione del Corriere delle Alpi. La notizia che troviamo a pagina 2 riguarda l'economia al microscopio del territorio bellunese, edilizia e agricoltura, volani del territorio, il commercio in calo. Il quadro della Camera di Commercio conferma la flessione del manifatturiero. Al netto delle 170 cancellazioni d'ufficio sono state chiuse in un anno 44 imprese. In crescita le unità locali legate a gruppi di altri territori, frutto di processi di incorporazione. E sempre in merito all'economia bellunese, innovazione e sostenibilità, la quarta edizione del premio va a 2 aziende bellunesi. Chi sono? È l'impresa agricola Colle Elisa, situata a Stabie di Borgo Valbelluna, che è stata fondata con l'obiettivo di coltivare la canapa in modo sostenibile, promuovendo una filiera agricola ecocompatibile. E la seconda azienda invece è la società agricola Moldoi, con sede nell'omonima frazione di Sospirolo. Nicola De Zordi, fondatore, ricercatore e manager, non è sorpreso di questo risultato. La nostra realtà è specializzata nella coltivazione e la trasformazione di piante benefiche della tipicità bellunese, garantendo una filiera completa a chilometro zero. Aiuti alle imprese, la CNA promuove il DDL Montagna, siamo a pagina 3, favorevole il giudizio del presidente provinciale di categoria Massimo Sposato. L'atto contiene misure utili anche per frenare lo spopolamento delle terre alte. La previsione: vigne flagellate da piogge e grandine, meno uva ma di qualità migliore, notizia quindi che riguarda gli appassionati del buon vino. E ancora i fratelli Diego e Fabrizio Fent sono maestri artigiani di Feltre, realizzano camini e stufe, puliscono canne e fumari e hanno imparato il mestiere dal papà Antonio. 2 pagine, quindi quelle del Gazzettino, la pagina 2 e la pagina 3, messe in primo piano, e il primo piano riguarda l'economia e aziende virtuose della provincia di Belluno. Continuiamo con pagina 5, servizio psichiatrico, un nuovo modello. L'USL, a corto di professionisti, ha assunto Favretto per ottimizzare l'attività del Dipartimento. In provincia il record di patologie mentali. A livello provinciale, dati 2022, sono state erogate 53.782 prestazioni ambulatoriali e seguiti 3.739 utenti. Nelle strutture residenziali sono stati accolti 118 utenti per complessive 30.719 giornate di presenza, mentre nelle strutture semiresidenziali 180 utenti per complessive 9.375 giornate di presenza. E a proposito di sanità nel bellunese, Cortina perde un medico, terzo in pochi mesi. Con un SMS l'USL ha avvisato i pazienti che la Costa Curta lascia l'ambulatorio, ha attivato un servizio di assistenza primaria. Siamo a pagina 7 e questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Migranti in arrivo, la nuova carica del prefetto contro il muro dei no. Ho 30 brandine, datemi almeno un capannone in disuso. Nuovo appello a Cesa, sindaco del comune di Borgo Valbelluna, che in serata ne vede arrivare altri 3. Servono 450-480 posti, la disponibilità che la prefettura di Belluno si prefigura è di 450-480 migranti in provincia, un numero che continua a crescere. A ieri i numeri erano di 393 posti occupati con 5 migranti, di cui un minore arrivati ieri, per i quali ci si è rivolti a Cesa. Attualmente sono 19 su 61 i comuni che ospitano stranieri, a loro si continua a chiedere sforzi. Tutti gli altri hanno detto no per questione di difficoltà nel garantire i servizi. Si è tornati quindi alla carica su Borgo Valbelluna, passando dalla richiesta ai fatti. Nuova scure sui trasferimenti, una mazzata per i cittadini. Il DDL bilancio riduce i fondi destinati agli enti locali, risorse in meno per i territori. La comunicazione arriva dal presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Notizia dal capoluogo: Spessarena risolve il rebus palestre. Dopo settimane trovata nell'impianto di Lambioi la soluzione per le classi di scientifico e classico. Il dirigente Pozzobon: è un buon risultato, l'esilio è legato ai lavori di ristrutturazione. Lavori pubblici nel capoluogo, piano asfalti, seconda tranche da 400.000 euro. Franco Roccon, assessore comunale: reperire i fondi non è stato facile, ma con economie interne riusciremo a fare l'investimento. Passiamo a Feltre, torna il treno Sbarre Abbassate, caos a Formegano, notizia che riguarda il Feltrino e prettamente il comune di Santa Giustina. Il sindaco Ivan Minella, preoccupato per la contemporanea chiusura del cavalcavia, il traffico deviato subirà rallentamenti. E a proposito di questa scelta, Ferrovie dello Stato ci ripensi. Il presidente di Confcommercio Doglioni prevede difficoltà per i suoi associati e chiede di tenere ferma la linea ferroviaria. Feltre Dolomiti Race, partenza col botto, superati i 1.000 iscritti in poche ore. E passiamo a Borgo Valbelluna, ex ACC, avviata la procedura di licenziamento di 105 lavoratori, passaggio previsto ma i sindacati chiedono un confronto in regione.
Notizia di spalle, Longarone non si presenta al lavoro, trovato morto in cucina. È morto improvvisamente a 53 anni l'agente della polizia locale Ennio Livotto di Longarone, da 18 anni distaccato in procura a Padova. Ieri alle 8 non si è presentato al lavoro nell'ufficio del procuratore Valeria Sanzari. La sua assenza è apparsa subito sospetta perché da sempre puntuale, se aveva un problema avvisava i suoi diretti superiori. Così la stessa Sanzari ha provato ripetutamente a chiamarlo al telefono cellulare, non ottenendo alcuna risposta. Intorno alle 10 il procuratore ha deciso di chiedere supporto ai carabinieri perché effettuassero un controllo nell'abitazione di Montà, dove viveva da solo. Quando i militari sono arrivati hanno trovato l'auto di Olivotto posteggiata e con il motore freddo, segno che la macchina era ferma da ore. Inoltre le finestre dell'appartamento erano tutte chiuse. A questo punto gli uomini dell'Arma hanno chiamato i vigili del fuoco e purtroppo è stato trovato all'interno dell'abitazione morto. Siamo in Agordino con pagina 11, sotto Guda, Serrai pronti la prossima estate. A 5 anni da Vaia il presidente Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, fa il bilancio dei cantieri avviati e conclusi per la ricostruzione del territorio. La gola venne devastata e rappresenta il simbolo di quella tempesta. I lavori di recupero procedono a pieno ritmo. Il 29 ottobre 2018 la furia degli elementi devastò il territorio causando danni per 3 miliardi. Ed ecco in questi scatti, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcune passerelle nuove che si potranno attraversare il prossimo anno quando verrà riaperto questa meraviglia delle Dolomiti. Siamo nel comune di Rocca Pietore. Passiamo a pagina 13 del Gazzettino. Rivoluzionata l'organizzazione scolastica ampezzana, sarà presentata sabato il modello futuro che prevede anche la fusione di Polo Valboite e Istituto Comprensivo. Domeggi di Cadore, omaggio a Olindo Fugazza, gli sarà intitolata la primaria. Domani una giornata nel nome dei maestri e degli studenti più brillanti, cui andranno le borse di studio per Coffen. Notizia di spalle di Borca di Cadore, c'è l'ordinanza chiusa la strada per il rifugio Città di Fiume. La colata di massi e ghiaia avvenuta martedì dal Pelmo ha reso impraticabile la via sia ai mezzi sia ai pedoni. E ancora a San Pietro di Cadore, danni agli azionisti, accolta la class action contro Foxbank. Molti in provincia, soprattutto nei paesi di montagna, clienti che potranno valersi saranno organizzate assemblee informative. E ancora dal Cadore, il consiglio antitruffa oggi in sala Coletti, l'appuntamento è alle ore, vediamo se hanno messo, alle ore 15 appunto in sala Coletti, a Tai di Cadore, frazione del comune di Pieve di Cadore. Questa quindi l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 13 ed è quella che ha aperto l'edizione anche del Gazzettino di Belluno. Migranti del prefetto, appello del prefetto sull'accoglienza, dateci un posto per aprire le brande. I frati di Mussoi mettono a disposizione 4 letti, serviranno per la prima emergenza al posto della tenda. Continuiamo con pagina 15, anche il Corriere dedica spazio ai 5 anni dopo la tempesta Vaia, 1 miliardo in cantiere post Vaia, Zaia sarà riaperti per l'estate. E adesso invece siamo in Valbelluna, Galprealpi, De Zanet eletta presidente tra le polemiche. Per la prima volta un voto segreto e senza i soci privati, il Partito Democratico, mai più accordi istituzionali in provincia. Vediamo appunto il risultato delle elezioni del presidente del Galprealpi e Dolomiti ieri mattina e lo avete letto anche dal titolo. La nuova presidente è Mirena De Zanet, nonché sindaca del comune di Limana. Passiamo a pagina 17, il progetto Museo degli Sci Storici donato al comune sarà allestito in Evegal. Palazzo Rossi attende i fondi per dare corpo a Skiland, nel pacchetto anche test sulle piste per i materiali tecnici. Sempre dal capoluogo, conti pubblici, nuovi tagli ai bilanci, l'assessore Gamba nonché vice sindaco, lo Stato ci sta costringendo a ridurre i servizi, l'allarme dell'ANCI, Belluno perderà altri 120.000 euro, l'assessore cercheremo di non aumentare le tasse. Appia CNA sposato DDL Montagna positivo per le imprese, ancora il riconoscimento a maestri artigiani veneti, i bellunesi sono 27. Siamo a pagina 19, sentenza definitiva, fatto di cronaca giudiziaria, nonnismo alla salsa, congedato su richiesta un alpino condannato. E ancora un'altra sentenza, 2 truffe in 10 giorni con gli assegni rubati, condannato a 1 anno. Passiamo a pagina 20, ancora in questo caso dal capoluogo bellunese, centro e frazioni, strade asfaltate entro fine anno, il caso La Grua, un bando per scegliere il direttore di Sportivamente. E una notizia riguarda anche l'Associazione Bellunesi nel Mondo, un viaggio in Sud America, rinsaldiamo i legami, viaggio organizzato dal presidente Oscar De Bona.
Continuiamo con le notizie che riguardano il territorio bellunese. Feltre, ma in questo caso Santa Giustina, statale 50 strozzata dal passaggio a livello, l'allarme di sindaci e Confcommercio, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi, del Gazzettino, in questo caso sul Corriere. Vediamo anche il punto interessato dai lavori che riguarda l'elettrificazione della linea ferroviaria Belluno-Montebelluna, e ovviamente il treno passa proprio sulla strada provinciale 51. Feltre, corsi d'acqua da ripulire a fondo, volontariane a Mugnai e Vellai. E ancora dal Feltrino, la quinta di Mugnai sugli scudi a Treviso. Unione Montana Feltrina, sede vecchia e dispendiosa, i sindaci riuniti per decidere. Passiamo a pagina 23, strada tra Servo e Aune e via Claudia Augusta, stanziati nuovi fondi, notizia che ci porta a Sovramonte. Via libera in consiglio al completamento degli interventi, Catullo Antoniolo sostituito da Federico Slonco nell'Unione Montana Feltrina. Notizia di Spalle, cordoglio a Cesio Maggiore alla cava di Scalone per il giovane Martino. Ropele Steiner aveva 33 anni, sabato l'addio. La comunità di Cesio Maggiore darà l'ultimo saluto sabato a Martino Ropele Steiner, 33 anni, trovato senza vita nei giorni scorsi. La scomparsa del giovane uomo di Salgardanova ha lasciato tutti sgomenti in paese. Martino, che aveva attraversato in passato momenti difficili, aveva saputo costruirsi un presente all'insegna della serenità, grazie anche al lavoro alla cava di Scalone, dove era apprezzato e ben voluto da tutti i colleghi. Siamo a pagina 25, notizia che ci porta a Sospirolo, ancora uno schianto contro un cervo, auto fuori strada, bambina in ospedale. L'incidente è a 7 giorni esatti da quello mortale di Marziai, illeso il papà alla guida, distrutta la parte anteriore del SUV, come si può vedere da questo scatto. Borgo Valbelluna, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece a Rivamonte. Rossona ha approvato il progetto di messa in sicurezza idraulica. Servono 120.000 euro che si spera di reperire tramite un bando regionale. La zona è lambita dal Rio che in caso di piogge abbondanti crea seri problemi. Ennio Livotto, infarto fatale, colonna in procura a Padova, era originario di Longarone, un primo piano di Ennio Olivotto, notizia già letta anche e che troverete anche sul Corriere, sul Gazzettino di Belluno e anche sul Corriere. Livinallongo del Col di Lana, ricerca persone e soccorso Gordino a finale tecniche, presenti tutte le stazioni del soccorso alpino più quelle di Cortina e Val di Zoldo, simulata la ricerca di 2 soggetti che si erano prima persi di vista e poi erano rientrati a valle. Cortina, ecco la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere. Cortina e il Veneto non si arrendono, valutazioni su una pista ridotta all'osso. L'idea è di sfrondare i parcheggi, acquedotto, ristoranti e museo per restare nel budget già finanziato. Incognita sui tempi. La lite tra Zaia e Malagò fa discutere, martella situazione surreale, finiamo per deragliare. Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio di Forza Italia e il sindaco di Torino Stefano Lorusso del PD hanno diffuso ieri una nota bipartisan in cui affermano che la Fondazione Milano Cortina ha preso atto dell'impossibilità di procedere con l'opzione Cortina e quindi ha aperto formalmente all'ipotesi cesana, dando un mandato al governo di procedere a una verifica tecnica nel merito del dossier presentato per il Piemonte. Ma a Cortina e soprattutto a Venezia non ne sono ancora del tutto convinti, almeno si precisa negli ambienti di Palazzo Balbi, fino a che non si materializzerà un nuovo DPCM che stoppi il bob a Cortina. E allora avanti tutta con nuove ipotesi. Se Giovanni Malagò, presidente del CONI della Fondazione Milano Cortina, ha ipotizzato una micropista da bob per il 2028, qualora il Veneto e Cortina si accontentassero delle Olimpiadi giovanili di quell'anno, perché non insistere per far anticipare l'impianto al 2026? Sì, una pista a dimensioni ridotte rispetto a quella da 124 milioni più il supplemento di 20 o 40, ma una pista vera omologata quindi per le gare fra 2 anni e mezzo, una struttura priva di memoriale e dei mega parcheggi così come sono stati progettati, del ristorante e di altri spazi. Staremo a vedere che cosa verrà deciso. MV Augusta sposa Cortina unibike esclusiva a 3.800 euro. Presentata l'ultima produzione della casa varesina, appena 200 pezzi, tutti firmati, linee e rifiniture di classe, 50 km di autonomia. Vodo di Cadore, l'accesso all'azienda di Rossa dovrà essere regolamentato. Il sindaco Belfi, il mio diniego intempestivo, ma valutavo già il nodo sicurezza, preoccupano pendenze, la scarsa larghezza e la poca visibilità all'uscita sulla 51. Ancora da Cortina, prima del processo, offerta di risarcimento alla figlia violentata, fatto di cronaca giudiziaria, come quello che troviamo sempre come notizia di Spalle, picchiato fuori dal bar, avevo bevuto tanto e non mi ricordo nulla.
Pieve perorò l'ospitale, il male spezza il sogno di Andrea Dal Negro, era da poco diventato segretario comunale. A febbraio aveva ottenuto il posto in Cadore e si era finalmente trasferito tra le montagne che amava. Aveva 47 anni. Dopo una lunga esperienza lavorativa, prima negli studi legali e poi all'Agenzia delle Entrate di Padova, a febbraio aveva coronato il suo sogno, quello di cambiare vita. Era diventato segretario comunale, aveva preso servizio nelle Dolomiti, nella montagna che tanto amava. Ma la felicità è durata il tempo di 2 mesi. La malattia, tanto improvvisa quanto aggressiva, ne ha vinto la resistenza e la sua voglia di futuro. Si è spento martedì all'età di 47 anni Andrea Dal Negro, originario di Saccolongo, Padova. Era amato da tutti. I funerali saranno celebrati sabato alle 10:30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Rubano. Sempre dal Cadore, un tronco intagliato da Guinness dei primati per portare l'attenzione sui boschi cadorini, originale idea di Simone D'Avia di Vigo. Se lo vendo è alto 4 metri, che chi avrebbe posto in casa? Ed eccolo qui, appunto, Simone D'Avia assieme al suo albero gigante. Dalla rubrica Cultura e Società, premio Masi, Cannella, lo scopritore delle parole nuove, il web ha rivoluzionato la nostra lingua. Di professione fa il lessicografo, ha 83 anni e da 30 cura il vocabolario Zingarelli. A lui riconoscimento per la sezione Civiltà Veneta. Dalla rubrica Giorno e Notte tra musica e zucche, So Right riparte da hashtag Una festa a caso, così Halloween si fa in 3 eventi. Al Pago, diario in Diapo di Marcon, il mese del libro fa tappa nella laguna di Venezia. Pagina 33, Sport e Calcio di Serie D, Cremonese applaude il progetto Dolomiti, dobbiamo essere pronti al professionismo. Pallavolo Serie A3, il Belluno punta il Mirandola, stufano voglia di riscatto. Basket di R1, Menin sprona il Valbelluna, serve un altro atteggiamento. Calcio, juniores nazionali, la Dolomiti ferma sul pari la capolista Monte Prodeco. Sci alpino, Feltrina non si nasconde, la squadra donne vuole confermarsi e continuare a vincere. L'allenatore longaronese della nazionale femminile è già carico, prolungato ritiro in Argentina per la poca neve nei nostri ghiacciai. Hockey, Feltre Ghiaccio Aleghe, la notte del derby, l'appuntamento questa sera alle 20:30 appunto a Feltre. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di oggi. Veloce fase di tempo perturbato, a tratti instabile nella notte fino a parte della mattinata, poi rapido miglioramento in pianura con rasserenamenti a partire da ovest fino a cielo sereno o poco nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20 via streaming e domani all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.